Salve a tutti, Salve! da Simone e Daniele. Quest'oggi vi facciamo vedere come prepareremo un po' l'elisir della pasticceria napoletana, Cioè il babà. che è il babà. Adesso facciamo vedere come lo impasteremo in planetaria. È necessario avere una planetaria perché per gli impasti, sia per questo qua, quelli là che ho fatto vedere precedentemente, diciamo che velocizza il lavoro e anche i tempi e anche la qualità del prodotto finito è tutta un'altra storia, come diceva il grande Pino Daniele. Però se si vuole fare a mano, se uno ha la volontà e la prima cosa la passione di fare i dolci, sicuramente, come ho fatto io in precedenza, ci riuscirà anche a mano. Però anche una piccola, adesso facciamo delle dosi che sono adatte anche per planetarie un po' più piccole di queste e più usate dalle donne casalinghe. Non per forza questa, perché sia una professionale, però anche un'altra. Esatto. Comunque andiamo a vedere gli ingredienti. Allora, delle uova, precisamente 5 uova, della farina manitoba 250 grammi, del burro, precisamente, 75 grammi, del sale e dello zucchero, 5 grammi di sale e 25 grammi di zucchero, e del burro, no, e del lievito di birra 12 grammi e mezzo, ossia mezzo cubetto. Comincia a mettere la farina. Tutta? Sì. Adesso metteremo tutti gli ingredienti Mano. e 3 uova, in tutto sono 5, anzi mettiamo 2 uova, in tutto sono 5. Vai. Questo. Tutto per 3? Sì. Ok. Sale e zucchero. Sempre tutto? Sì. Lievito. No. E inizia a mettere 2 uova di partenza, perché ha bisogno di avere le uova man mano. 2 quindi? Esatto. Adesso se lo fate a mano l'impasto, vanno messe le uova a impasto asciutto, per farvi capire, tipo quando è pronto l'impasto che è asciutto, tipo l'impasto della pizza che è già omogeneo, inserito un uovo alla volta, cioè prima il terzo uovo, il quarto e poi il quinto. Hai messo le 2 uova? Sì. E iniziamo ad impastare. Quanto? Metti a 2 o 3. Esatto. Come vedete a questo punto, partendo dalle 2 uova, si sta piano piano amalgamando e sta cominciando a diventare solido. Che vuol dire? Che di partenza abbiamo messo soltanto le 2 uova. Non sarà molto, diciamo, appiccicoso perché l'ho messo più farina delle uova, però adesso credo che ne andremo a mettere altre uova. Esatto. E l'impasto deve essere un po' più morbido. A questo punto che l'impasto Pronto? si è amalgamato, Sì. Denise metti un altro uovo. Ma posso spegnere? Perché... No, non c'è bisogno, anche macchina in movimento. Quanti? 1. Preferirvi ben se può aprire? Ecco qua, adesso. Un bottone dell'impasto vai. non è proprio appiccicoso. Ne abbiamo detto. Bravo. Solo questo per il momento? Uno per volta. E già dovremmo iniziare a vedere un po' la differenza, diciamo. Adesso a questo punto si è, l'impasto, amalgamato è incominciato ad attaccarsi alla frusta, il gancio, al gancio. e a questo punto possiamo inserire ancora un altro uovo. Vai. Vai bene. Un altro uovo. Vedete, la consistenza è molto diversa da quella di, cioè non molto, però abbastanza diversa, diciamo. Andiamo ad aggiungere un uovo. Ecco, Ok. un intero. Ok, aspetta. Ok, via. E Così aspettiamo di nuovo che si incorpora bene all'impasto. Potete vedere
Adesso l'impasto si è ben amalgamato e andiamo ad aggiungere l'ultimo uovo per completare l'impasto. Vedete la consistenza? Molto. Aggiungere un altro uovo. Ok. Iniziamo così a far amalgamare bene e questo sarà l'ultimo uovo che abbiamo aggiunto. Adesso a questo punto incorporate tutte e 5 uova, anche l'ultima, l'impasto inizia a staccarsi dalle pareti ed è pronto e lo facciamo riposare un'oretta e mezza. L'impasto deve avere questa consistenza, Vedete? Molto, non diciamo, ma elastico. è elastico però anche un po' più fino. A questo punto, trascorso il riposo di un'ora e mezza dell'impasto, andiamo a preparare. In questo caso abbiamo preparato noi degli stampi, questi qua classici per i babà semplici. Però potete anche mettere l'impasto in un altro, diciamo, stampo, basta che un terzo dello stampo deve essere riempito. In questo caso noi facciamo così. Anche più grande va bene, diciamo. A questo punto, inserito l'impasto negli stampi, aspettiamo che riesca fino all'orlo dello stampo e poi per essere informati. Ed ecco, i nostri babà sono lievitati fino all'orlo dello stampo dopo 2 ore e mezza di lievitazione in una stufa o a 30 gradi oppure in un forno preriscaldato sempre a 40 gradi che poi va spento e dopo 2 ore si ottiene questo risultato di lievitazione. Adesso andiamo a infornare a 190 gradi per circa 15 minuti. Ed ecco, dopo 15 minuti i nostri babà sono pronti e andiamo a estrarre dal forno. Allora, per quanto riguarda il punch per bagnare i babà, abbiamo fatto 1 litro di acqua, mezzo chilo di zucchero semolato, una buccia di arancia, una buccia di limone e 100 g di rum o bianco o quello scuro a 28-30 gradi che di solito si trova nei supermercati di questa gradazione. E niente, arrivata a 60 gradi il punch, immergiamo i nostri babà. Come vedete i babà sono ben bagnati, si possono alzare, li alziamo su una teglia che abbiamo messo con una rete sopra da forno tipica per far colare tutto il punch superfluo. Adesso si raffredderanno e poi passiamo alla decorazione.
Allora, adesso che abbiamo completato il babà, abbiamo fatto colare tutta il ponche per decorarli, Denise va a lucidarli con la gelatina. Allora. La gelatina come è fatta spiegami. Una gelatina che possiamo trovare nei negozi che vendono prodotti per pasticceria. Oppure si può fare anche in casa a volte, però. Un po' raro, diciamo. Un po' di qua, perché qui. Bravo. Fatto questo, Denise ha passato la gelatina sopra per farli lucidi. Ne abbiamo scelto 2 kiwi, una pesca sciroppata e un po' di cioccolato fondente per la decorazione. Adesso andiamo a tagliare centralmente. Non troppo profondo. Vedete dentro ben Morbido. bagnato. È ben bagnato, sì. Morbido e Abbiamo ben scelto la decorazione di panna. perché l'unica, diciamo che la Nutella non ci sarebbe, vabbè, No, è va buona. bene, anche la Nutella. Sì, però è abbiamo un po' scelto la troppo pesante a volte, diventa pesante. Facciamo anche questo ricciolo, diciamo. Molto bello, carino. Una decorazione bellissima. Oh. Che si formano le bolle d'aria quando fanno. Adesso. Ma senti, siamo in una piccola. Andrò a fare io questa decorazione. Vedete che bella? Vediamo Denise all'opera. Dai, faccio un cavata. Brava. Finiamo con una bella. Ok. Ok. Ciao. Allora ragazzi, come I nostri vedete babà. abbiamo finito di fare i nostri babà. Eccoli qua. Si vedrà però. Noi abbiamo scelto questa decorazione di panna e questo tipo di frutta, cioè di kiwi e pesca. Perché Però ci comunque si può fare in mille Qualsiasi modi, frutta. panna e fragoline, panna con fragoloni, oppure al cioccolato, alla Nutella. E abbiamo scelto questo. Perché ci sappiamo molto leggeri, diciamo. L'assaggio non lo facciamo perché di solito abbiamo fatto di mattina che avevamo voglia, adesso è un po' tardi, quindi magari li mangiamo domani e li facciamo sapere lo stesso. Va bene? Ciao, Ciao ragazzi, un saluto alla prossima ricetta.